canto numero 148. È giunto il tempo del addio, il tempo della salvezza. O Dio, tu conosci la mia stoltezza, i miei errori non ti sono nascosti. Signore, rispondimi, il tuo amore è bontà, volgiti a me nel tuo affetto. È giunto il tempo del nostro ritorno a Dio, il tempo della salvezza. Non nascondere la faccia al tuo servo, nella mia angoscia rispondimi, fa presto. Avvicinati, redimi la mia anima, a causa dei riscattami. È giunto il tempo del nostro ritorno a Dio, il tempo della salvezza. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore con tutti voi, riceviamo perdono e guarigione. Signore nostra vita, Kyrie eleison. Cristo nostra pace, Cristo eleison. Signore nostro presente e nostro futuro, Kyrie eleison. Dio di bontà e misericordia, perdona sempre, incondizionatamente, ci conduce alla vita eterna. Preghiamo. Ispiri le nostre azioni, Signore, le accompagni con il tuo che abbia sempre da te il suo inizio e in te il suo compimento. Ti ringraziamo per Cristo nostro Signore. Dal libro del Deuteronomio. Mosè parlò al popolo, disse: Vedi, io pongo oggi davanti a te la vita, il bene e la morte e il male. Oggi perciò io ti comando di amare il Signore tuo Dio, di camminare per le sue vie, di osservare i suoi comandi, le sue leggi e le sue norme, perché tu viva e ti moltiplichi e il Signore tuo Dio ti benedica nella terra in cui tu stai per entrare per prenderne possesso. Ma se il tuo cuore si volge indietro e se tu non ascolti e ti lasci trascinare a prostrarti davanti ad altri dei e a servirli, oggi io vi dichiaro che certo perirete, che non avrete vita lunga nel paese in cui state per entrare per prenderne possesso, attraversando il Giordano. Prendo oggi a testimone contro di voi il cielo e la terra. Io ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e maledizione. Scegli dunque la vita, perché viva tu e la tua discendenza, amando la sua voce e tenendoti unito a Lui, poiché è Lui la tua vita e la tua longevità,
per poter così abitare nel paese che il Signore ha giurato di dare ai tuoi padri, Abramo, Isacco e Giacobbe. Parola di Dio. Beato l'uomo che confida nel Signore. Beato l'uomo che non entra nel consiglio dei malvagi, non resta nella via dei peccatori e non siede in compagnia degli arroganti, ma nella legge del Signore trova la sua gioia, la sua legge medita giorno e notte. Beato l'uomo nel Signore. E come l'albero piantato lungo i corsi d'acqua, che dà frutto a suo tempo, le sue foglie non appassiscono e tutto quello che fa riesce bene. Non così malvagi, ma come pula che il vento disperde, poiché il Signore veglia sul cammino dei giusti, mentre la via dei malvagi va in rovina. Beato l'uomo che confida nel Signore. Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria. Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria. Convertitevi, dice il Signore, perché il regno dei cieli è vicino. Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria. Lode a te, Re di eterna gloria. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: il Figlio dell'uomo deve soffrire molto, essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Poi a tutti diceva: se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. Chi vuol salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la salverà. Infatti, quale vantaggio ha un uomo che guadagna il mondo intero? Parola del Signore. Gesù, dopo il primo annuncio della passione, chiarisce le linee della vita insieme con Lui. Fa appello alla libertà, dice: se qualcuno vuol venire dietro a me. E seguono 3 richieste. Rinnegare se stessi non vuol dire mortificarsi, ma vuol dire resistere a quell'impeto che ci vorrebbe sempre al centro di tutto. Prendere la propria croce significa essere disposti a essere maltrattati proprio perché simili a Lui, e mostrare che niente potrà mai impedirci di vivere come Gesù. È possibile trasformare la violenza patita in occasione per ricambiare con il bene. Seguire Gesù dice lo stesso del venire dietro a me. Questi atteggiamenti sono all'interno della sequela di Gesù.
quindi un cammino liberante da un'esistenza preoccupata di sé. E c'è possibile ottenere tale risultato solo con la forza dello Spirito Santo. Perciò Gesù accompagna le richieste con la motivazione: chi vuol salvare la propria vita la perderà, ma chi la perderà la salverà. Sembra un proprio rinunciando di tutto, rinunciare ai giudizi sul prossimo è liberante. Gesù ha riassunto così la cosa più bella della sua vita. La cosa più bella è sperimentare, provare a vivere questa proposta, questo suggerimento di Gesù, e vedremo che tutto concorre a una vita piena di noi stessi e anche dell'ambiente che viviamo. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del nostro lavoro. Lo presentiamo come cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vite e del nostro lavoro. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Pregate perché possiamo offrire sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente, Signore dei cieli. Accogli, Signore, l'offerta che presentiamo sul tuo altare, che ottenga tutta l'umanità pace per Cristo nostro Signore. Signore con voi, in alto i nostri cuori, rendiamo grazie al Signore. Che cosa buona e giusta renderti grazie e benedirti, Padre di infinita bontà. Ancora doni ai tuoi figli di prepararsi con gioia alla celebrazione della Pasqua, così assidui nella preghiera e nella carità operosa possono attingere i misteri della redenzione. Per questo ti cantiamo. Santo, santo, santo il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria.
Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi segni della tua presenza a compiere servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in suo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione col nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Andrea Bruno, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. La tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, E Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. facciamo nostro il grido dell'umanità e diciamo: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così Oggi il nostro pane. Tu rimetti a noi i nostri debiti, che anche noi non abbandoni alla tentazione, ma liberi, Padre, da tutti i mali, doni pace ai nostri giorni. Per tua bontà vivremo sempre liberi dalle tristezze, sicuri da ogni paura, nell'attesa che si compia la beata speranza e ritorni finalmente il Signore Gesù. Tu è il regno, tu è la potenza. Signore Gesù, che detti ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardi i peccati, ma la fede, e doni unità e pace, perché ci ami nei secoli dei secoli. Pace del Signore sempre con voi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore,
partecipare alla tua venuta, ma di soltanto una parola e io sarò. Canto numero 13. Dimmi, Signore, secondo la tua parola, accoglimi, Signore, secondo la tua parola, ed io lo so che tu, Signore, in ogni tempo sarai con me, ed io lo so che tu, Signore, in ogni tempo sarai con me. Ti seguirò, Signore, secondo la tua parola. Ti seguirò, Signore, secondo la tua parola. E io lo so che in te, Signore, la mia speranza si compirà, ed io lo so che in te, Signore, la mia speranza si compirà. Preghiamo. Padre di infinita bontà, che alla tua famiglia riveli le vie della vita, donaci di percorrere fino a te. Luce e vita senza tramonto, per Cristo nostro Signore. Amen. Signore con voi.
benedice Dio Onnipotente e Misericordioso, Padre, Figlio e Spirito Santo. A domani, andiamo in pace. 256. Lieta armonia nel gaudio del mio spirito si l'anima mia magnifica il Signore, Lui solo grande, Lui solo è grande. Umile ancella, degno di riguardarmi dal suo trono, e grande e bella mi fece il Creatore, Lui solo è buono, Lui solo è buono. E me beata dirà in eterno delle genti il canto, e m'ha esaltata per l'umile mio cuore. Lui solo è santo, Lui solo è santo.
Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Signore sia con tutti voi. Ho invocato il Signore, ascoltato, mi opprimono, mi libera. Affida al Signore la tua sorte, egli sarà il tuo sostegno. Affidiamoci a queste mani del Padre perché si prenda cura di noi e ci aiuta in questo cammino che abbiamo intrapreso con la Chiesa. Signore, ci accompagni per celebrare degnamente l'Eucaristia. Chiediamo come sempre al Padre la sua misericordia e il suo perdono. Signore, che ci inviti al perdono fraterno prima di presentarci al tuo altare, Kyrie eleison. Cristo che il Christe eleison. Signore, che hai effuso lo Spirito per la remissione dei peccati, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Ispira le nostre azioni, o Signore, e accompagnale con il tuo aiuto, perché ogni nostra attività abbia sempre da te il suo aiuto e in te il suo compimento. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del Deuteronomio. Mosè parlò al popolo e disse: Vedi, io pongo oggi davanti a te la vita e il bene, la morte e il male. Oggi perciò io ti comando di amare il Signore tuo Dio, di camminare per le sue vie, di osservare i suoi comandi, le sue leggi e le sue norme, perché tu viva e ti moltiplichi. E il Signore tuo Dio ti benedica nella terra in cui tu stai per entrare, per prenderne possesso. Ma se il tuo cuore si volge indietro e se tu non ascolti e ti lasci trascinare a prostrarti davanti ad altri dei e a servirli, oggi io vi dichiaro che certo perirete, che non avrete vita lunga nel paese in cui state per entrare, per prenderne possesso attraversando il Giordano. Oggi attesti voi il cielo e la terra. Io ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli dunque la vita, perché viva tu e la tua discendenza, amando il Signore tuo Dio, obbedendo alla sua voce e tenendoti unito a Lui, poiché è Lui la tua vita e la tua longevità, per poter così abitare nel paese che il Signore ha giurato di dare ai tuoi padri, Abramo, Isacco e Giacobbe. Parola di Dio. Beato l'uomo che confida nel Signore. Beato l'uomo che non entra nel consiglio dei malvagi, non resta nella via dei peccatori e non siede in compagnia degli arroganti, ma nella legge del Signore trova la sua gioia, la sua legge medita giorno e notte. Che confida nel Signore. È come albero piantato lungo corsi d'acqua,
che dà frutto a suo tempo. Le sue foglie non appassiscono e tutto quello che fa riesce bene. Beato l'uomo che confida nel Signore. Non così malvagi, ma come pula che il vento disperde, poiché il Signore veglia sul cammino dei giusti, mentre la via dei malvagi va in rovina. Beato l'uomo che confida nel Signore. Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria. Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria. Convertitevi, dice il Signore, perché il regno dei cieli è vicino. Lode a Cristo. Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: Figlio dell'uomo deve soffrire molto, essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti, dagli scribi, venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Poi a tutti diceva: se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno, mi segua. Chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la salverà. Infatti, quale vantaggio ha l'uomo che guadagna il mondo intero, ma perde e rovina se stesso? È parola del Signore. Miei fratelli e sorelle, ieri abbiamo iniziato insieme la Quaresima. Con la Chiesa siamo partiti, iniziando un cammino che ha come traguardo la Pasqua del Signore. Il brano che abbiamo letto di Luca, breve ma intenso, carico, avrebbe bisogno anche di vederci seduti insieme. Questo brano vuole indicarci il traguardo della Quaresima, che è quando riceviamo questa frase di Gesù che conosciamo bene: Figlio dell'uomo deve soffrire molto, essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti, dagli scribi, venire ucciso, terzo giorno risorgere. Gesù ha idee chiarissime dove deve arrivare, però il cammino non è facile. Alla luce di questo traguardo pasquale acquista valore e significato tutto ciò che ci propone la parola di Dio, la storia della Chiesa e la nostra vita cristiana. Non a caso questo annuncio viene ripetuto 3 volte, ciascuno prima di arrivare a Gerusalemme. Dopo aver indicato il traguardo pasquale, Luca ci presenta 3 detti da Gesù, del Signore Gesù, che sicuramente corrispondono a discorsi molto più ampi
situazioni differenti, ma che Luca ha cercato di condensare discorsi che Gesù ha fatto ai suoi discepoli e a quanti lo stavano seguendo. La prima di queste, la prima: se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Basterebbe questo, miei fratelli, per metterci sul dritto della strada che dobbiamo percorrere. Significa essere discepoli perfetti, essere gente disposta a soffrire per la fede in Gesù, soffrire anche disprezzo, l'odio del mondo, come ci ha detto Gesù. Appartenere a Cristo ha un prezzo, non è un titolo di onore da mostrare con orgoglio agli altri. Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, un'espressione che scandalizza qualcuno, ma bisogna capire. Gesù non ci invita a calpestare niente della nostra natura umana, a negare la nostra volontà, i nostri sentimenti, i nostri pensieri. Non è questo che Gesù ci domanda. Gesù vuole la pulizia dell'amore, l'uomo interiore che abbiamo, dove c'è tanta confusione, una fede che libera interiormente dall'egoismo, dalla falsità, dall'orgoglio e ci restituisca il nostro volto vero di creature di Dio. E per grazia sua, figli che hanno avuto il dono dell'adozione, figli del Padre. E tutto questo significa anche portare la croce, la nostra croce, non quella degli altri. Non guardiamo agli altri, guardiamo alla nostra croce e portarla con un po' di coraggio, un po' di generosità, seguendo Gesù in obbedienza alla volontà del Padre. La seconda frase: chi vuol salvare la propria vita la perderà, ma chi la perderà per causa mia la salverà. Quanti cristiani hanno dato la vita a queste parole di Gesù? E di tutto il discorso è perdere la vita per me, per causa mia, quindi per Cristo Gesù. E Gesù assicura una salvezza che non ha prezzo, se sapremo seguire con fedeltà Lui e amare Lui come si deve. E infine concludiamo la terza frase di Gesù: che vantaggio ha l'uomo, anche se guadagna tutto, diciamolo a questi grandi che sono pieni di soldi, che cosa guadagnano anche se mettono in tasca tutto il mondo? Niente, se perdono il punto di arrivo, se perdono quello che dovremmo raggiungere. E allora, coraggio, miei fratelli, la Quaresima che abbiamo iniziato ci trovi in cammino. Il Signore renda anche, diremmo così, valido il nostro impegno di questi giorni. Sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra, del lavoro dell'uomo.
Benedetto Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e dell'amore dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Umili e pentiti, accoglici, o Signore, ti sia gradito il nostro sacrificio, che oggi si compie dinanzi a te. Pregate, fratelli e sorelle, perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Così che presentiamo sul tuo altare, perché ottenga a noi il perdono e renda onore al tuo nome, per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Veramente cosa buona, giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Tu hai stabilito per i tuoi figli un tempo di rinnovamento spirituale, perché si convertano a te con tutto il cuore, liberi dai fermenti del peccato, vivano le vicende di questo mondo, sempre rivolti ai beni eterni. Per questo dono della tua benevolenza, uniti agli angeli, abbiamo la tua lode. Santo, 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 Signore Dio dell'universo, cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice di nuovo, ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete, bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. È mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice. Ti diamo grazie senza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione del corpo e sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati,
diaconi e tutte le persone a te consacrate. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle, addormentati nella speranza della risurrezione. Nella tua misericordia ricordati di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci e reparti alla vita eterna. Beata Maria, tuo sposo, gli apostoli, i martiri e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Preghiamo con la fiducia e la confidenza che ci ha messo in cuore Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche anzi, liberaci Signore da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. Donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia con tutti voi. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, abita di noi.
Onnipotente, che al tuo popolo hai rivelato le vie della vita eterna, fa che percorrendole giunga fino a te luce senza tramonto. Per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente e Misericordioso, Padre,